È stata Padova il centro del mondo politico trevigiano e veneto di questo sabato che guarda alle elezioni regionali, fissate definitivamente per il 31 maggio. Alle 9 la prima riunione della Liga del dopo Tosi con il trevigiano Giampaolo Dozzo, commissario straordinario, e Federico Caner, con altri volti noti della Lega, a vagliare i primi nomi da inserire nelle liste regionali. 5 ore intense con alla fine bocche cucite. Dall'altra parte della città del Santo invece il segretario della Lega, Matteo Salvini, di fatto ha dato il via alla campagna elettorale dell'attuale governatore del Veneto, Luca Zaia. Vi aspetto tutti martedì perché vi stupiremo con effetti speciali. A me interessa un buon progetto, un buon programma e so che la Lega mi darà uomini e donne giuste per questa sfida. Una campagna dove molto si gioca sulla persona ma anche sulle alleanze. Io sono aperto e rispetto tutti coloro che condividono una sfida che è la nostra sfida. È una sfida di progettualità, è una sfida di continuità, visto e considerato che abbiamo un bagaglio di risultati eccezionali in questi 5 anni e vogliamo ripetere, bissare anche per i prossimi 5. Chiara la posizione su Lega e Tosiani. Io non ho mai diviso i candidati e i miei collaboratori tra tosiani, non tosiani, lealisti, bossiani o altre boiate del genere. Penso che ci siano i leghisti, punto e basta. Noi siamo tutti qui per puntare all'autonomia, all'indipendenza del Veneto, avere le tasse a casa nostra. Se qualcuno poi si perde per strada perché perde l'obiettivo è a far suo, non a far nostro. Dichiarazioni mentre nella sua Verona Tosi chiudeva definitivamente così 25 anni di esperienza leghista. 25 anni di storia nella Lega, 25 anni dove la Lega diventa una famiglia, diventa il mondo dove tu hai i tuoi rapporti, i tuoi legami, i tuoi affetti, quindi sono pagine difficili da chiudere. Adesso politicamente siamo uomini liberi perché evidentemente qualcuno per noi ha forzato la mano e ha fatto una scelta diversa e quindi siamo qui da uomini liberi camminando sulle nostre gambe e con la stima, l'affetto e l'apporto dei tanti amici siamo qui per candidarci a governatore della regione Veneto. Una candidatura che inevitabilmente indebolisce il fronte del centrodestra, con l'NCD di Alfano e Sacconi pronto all'alleanza con i fuoriusciti della Lega, che già starebbero peraltro dialogando con gli ex del partito di Mario Monti e di Corrado Passera. Una situazione prevista dal segretario federale Matteo Salvini, che sempre da Padova liquida la situazione con la seguente previsione. Io seguo Zaia, mi occupo di quello che ha fatto e di quello che farà. Agli altri, dalla Moretti a tutti gli altri, faccio i migliori auguri e poi sceglieranno i veneti. Alleanze? Coi veneti. Non mi interessano alchimie, giochi politici, partitici. Chi ci sta a continuare il buon governo di questi 5 anni è il benvenuto, chiunque.